Rieccoci nuovamente in studio, ben trovati, puntata di quest'oggi dedicata ai temi della finanza, in particolare parliamo di investimenti nel mercato dell'arte, investimenti alternativi per così dire. Al giorno d'oggi sempre più persone che hanno un po' di liquidità decidono di investire nel settore dell'arte, nel mondo dell'arte, e vedremo oggi con quali opzioni tangibili. Vi presento i miei ospiti in studio, con me Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Buongiorno e ben trovato nei nostri studi. Do il benvenuto anche a Davide Vanin, imprenditore. Ben trovato. Eccoci, allora cominciamo a parlare insomma delle vostre professioni. Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Che cosa fa il consulente patrimoniale? Il consulente patrimoniale fa semplicemente affianca le famiglie, affianca i professionisti, gli imprenditori, le aziende nelle scelte di investimento che comportano dei cambiamenti e che possano portare delle crescite e delle modifiche al patrimonio familiare e aziendale. Allora, uno dei focus principali del consulente patrimoniale è quello di, prima di tutto, capire che cosa vuole un cliente, come vuole impostare le proprie finanze, di che cosa ha bisogno e come si compone il patrimonio. Una volta capito questo, il consulente patrimoniale deve cercare di consegnare degli strumenti finanziari che possano risolvere queste esigenze. Faccio un esempio. Chi cerca il rendimento, voglio dire, dovremmo puntare su strumenti speculativi. Chi cerca la protezione, dovremmo puntare su strumenti più difensivi. Quali, come, eccetera. Adesso magari li vediamo durante la puntata. Quindi corretta gestione dei propri risparmi, ma non solo, insomma. Esatto. Insomma, questi sono temi fondamentali, importantissimi per ogni famiglia, per ogni persona. Sì, il patrimonio è più dei soldi, nel senso che non è solo denaro, ci sono i mattoni, quindi case, terreni, ci sono le quote sociali, quindi l'azienda, ci sono beni come ad esempio opere d'arte e altri beni di lusso che possono essere annoverati tra il patrimonio delle persone. Non c'è solo denaro. Io specificatamente mi occupo della parte finanziaria, però devo considerare che una famiglia non ha solo soldi, ha più aspetti. E quindi insomma l'aiuto è quello nella gestione di tutti insomma gli averi. Davide Vanin, imprenditore, 21 gallerie, alla galleria d'arte dedicata all'arte contemporanea, ho detto bene? Sì, esatto, noi abbiamo un distretto in realtà con varie attività nel mondo della ristorazione, del design e dell'arte. In particolare sicuramente la parte di oggi è legata all'arte, quindi 21 gallerie, una galleria d'arte, sì. Perché siete qui insieme? Quindi cerchiamo di entrare subito nel tema di quest'oggi. Parliamo naturalmente di investimenti nel settore, nel mercato dell'arte. Sì, partiamo da un'amicizia sicuramente con Mauro, quindi ci siamo conosciuti prima per amicizia e poi da una volontà di Mauro di acquistare delle opere d'arte o capire come funziona il mondo dell'arte, e da qui abbiamo coltivato la nostra amicizia. Quindi Io nel mio piccolo sono un collezionista, qualche opera d'arte ce l'ho, alle volte mi appoggio anche a Davide per avere suggerimenti e insomma anch'io nel mio piccolo investo, ecco, ma non è solo questo, anche per passione, non è solo investimento. E quindi oggi faremo un'interrogazione specifica a Mauro Schileo sull'arte, no scherzo. Insomma, quindi oggi parliamo di investimenti nel mondo dell'arte, perché? Perché insomma l'arte è un investimento alternativo ma che insomma può dare i suoi frutti, ho detto bene? Allora sì, sicuramente l'arte sempre di più è vista come un investimento anche. Credo che di base, rispetto ad altri investimenti che citava prima Mauro, parta però da una passione, quindi dal conoscere il mondo dell'arte, dall'appassionarsi, dall'avvicinarsi e la conseguenza poi è anche che diventa un investimento. Avvicinarsi all'arte puramente per investimento può essere diciamo, la scintilla che ti fa entrare in questo mondo sicuramente, quindi uno dei modi, perché sicuramente c'è il mito, l'arte è un grande investimento, quindi uno inizia ad avvicinarsi. Di bello che però è un mondo che di per sé è pieno veramente di passione, di esperienze, di emozioni, quindi credo che la parte investimento, soprattutto per un collezionista, arrivi come conseguenza della passione e dell'attivazione della propria collezione.
Certo, poi entriamo nello specifico, sì, perché insomma i temi sono tanti e insomma vogliamo far capire a chi ci segue da casa come avvicinarsi eventualmente anche a questo. Riparto da lei, Schileo, perché nella puntata precedente avevamo parlato un po' di investimenti, quindi di risparmi con consigli sulla gestione del patrimonio, e un tema caldo che aveva suscitato grande interesse era quello delle successioni. Sì. Che cosa possiamo dire? Sempre riferito alla puntata precedente, io intanto inizio sempre dai ringraziamenti, perché ogni volta ricevo telefonate da parte di famiglie, a volte di ringraziamento, a volte di interessamento per sviluppare appunto delle pratiche, insomma, alle volte per consigli, insomma, ne riceviamo diverse. Questo è sempre positivo, mi fa molto piacere, più che altro perché capisco che le persone recepiscono l'utilità che può avere un consulente. Le successioni hanno riscosso particolare interesse, è un tema sul quale io invito sempre ad avere solerzia e non aspettare, per il semplice motivo che si decide in vita, punto 1. L'altro aspetto è che spesso mi arrivano situazioni in ufficio anche complesse, dove però è troppo tardi per poter intervenire, e quindi insomma non sempre sono in grado di rispondere al 100% a tutte le richieste che mi vengono fatte, perché a volte non è proprio possibile rispondere. Quindi ok. Abbiamo visto scorrere anche insomma, i numeri di riferimento, il numero di riferimento per una consulenza, massima libertà, lo ricordiamo sempre, nel contattare, nel richiedere qualche informazione, certo, sottoporre insomma, alla sua attenzione le situazioni insomma, personali, certo. Ma certo, certo. Beh, sì, diciamo che noi rispondiamo di quello che siamo capaci, perché ci sono a volte richieste che vanno fuori dal nostro campo di influenza, quindi voglio dire, dove possiamo essere d'aiuto cerchiamo di farlo, ecco. Certo. Riparto da lei, Vanin, perché insomma, abbiamo parlato anche nella puntata precedente di investimenti di vario genere. Quali sono le similitudini con il mondo dell'arte e quali investimenti sono possibili in questo settore, che sempre di più le persone decidono di scegliere, di affrontare, affidandosi anche a del personale qualificato? Sì. Qui rispondo anche con un parere puramente personale. Ci sono sicuramente tantissimi fondi, tantissime realtà che hanno iniziato a fare questo di mestiere, quindi raccolgono risparmi appunto per investire in arte, quindi non sono le gallerie, ma sono proprio dei fondi specifici per l'arte. Ha tantissimi approcci, diciamo, quindi partire la parte di investimento è prima di tutto comprare qualcosa che ti piace, quindi è giusto comprare delle opere d'arte che rispecchino il tuo gusto, il tuo piacere, e nel momento in cui lo si fa magari fare anche un ragionamento sulla parte ovviamente di prezzo, di acquisto, di crescita dell'opera d'arte. Anche qui c'è un mercato che è veramente vastissimo, perché un artista emergente ha ovviamente una potenzialità di crescita molto più alta di un artista storico, che magari mantiene il suo prezzo ma anche un rischio più alto, quindi trovare degli artisti emergenti che veramente esplodano è molto più difficile rispetto a trovare chi si è già posizionato e ha potenziale di crescita. Quindi anche in questo caso la similitudine sicuramente è con affidarsi a delle persone che possono indirizzarti all'acquisto. C'è da dire che rispetto a altre modalità di investimento, una volta che una persona compra un qualcosa che gli piace, appunto la conseguenza può essere quella che cresca di valore, e quindi questo porta spesso le persone ad appassionarsi ancora di più, perché è chiaro che quando selezioni un artista, lo conosci, ti appassioni, inizi a comprargli più di qualche opera d'arte, perché un collezionista spesso segue l'artista. Il fatto che questo cresca nel tempo ti porta a pensare ho fatto giusto, ho visto giusto, ho seguito i consigli anche giusti. Quindi nel caso non sia un investimento positivo, perché non esistono solo le crescite degli artisti, ci sono tantissimi artisti che calano o magari non esplodono, comunque una persona ha acquistato qualcosa che gli piace. Quindi se partiamo da un presupposto di avvicinarsi all'arte per puro investimento,
diciamo, non sono le gallerie e non sono i consulenti a livello, diciamo, proprio di curatela artistica che possono indirizzare, ma parliamo più magari di una statistica, perché statisticamente ci sono tantissime riviste importanti che parlano di un'effettiva crescita di mercato, però anche qui il mercato è talmente vasto che vanno selezionati gli artisti giusti. Non esistono artisti giusti e sbagliati, quindi sicuramente il suggerimento è acquistare qualcosa che di base piaccia, seguiti da dei consulenti, quindi advisor, quindi anche gallerie d'arte, quindi tantissimi esperti di settore che possono indirizzarti a capire meglio questo mondo. Beh, Davide qualche tempo fa, chiacchierando, mi aveva detto che qualcuno si era avvicinato al mondo dell'arte con interesse più economico, poi però trasformato in interesse più puramente personale, e le opere se le ha tenute a casa. Sì. Allora, quindi ci sta che scatta l'amore per l'arte. Allora, ci sono tantissime persone, ripeto, io parlo dal punto di vista mio personale, quindi un'esperienza all'interno di una galleria d'arte. Quindi la galleria d'arte sceglie degli artisti, gli fa fare un percorso, li porta a fiere, li posiziona e li vende ovviamente ai propri clienti. Spesso tu hai clienti che arrivano puramente per investimento, come diceva Mauro, quindi uno dice devo comprare qualcosa perché è l'investimento. Il lavoro nostro di galleria è invece quello di farli avvicinare al mondo dell'arte e quindi capire il concetto di acquistare qualcosa che ti piaccia e come identificare anche un artista che ha qualità di fondo, anche perché succede spesso succede che ci sono tantissimi artisti che hanno qualità e che dopo il tempo non li premia, perché magari rappresentati da gallerie sbagliate, magari per termini di produzione, o perché il mercato non li assorbe. Quindi ci sono tantissimi paletti, diciamo, per un artista che deve crescere. Non è immediato compro l'arte perché l'arte cresce, no, ci sono delle opere sicuramente che esplodono, ci sono degli artisti che crescono nel tempo, abbiamo anche dei casi recenti di artisti che sono cresciuti, erano già storici, erano già a un ottimo livello e poi di colpo sono esplosi perché magari hanno fatto qualche asta giusta e quindi hanno attirato il cliente, hanno attirato il mercato a vederli e a osservarli. Certamente non è facile orientarsi, no, in questo. È per quello che dicevo inizialmente. Allora, non è facile sicuramente perché gli artisti sono tantissimi. Ci sono degli indicatori di mercato sicuramente che ti dicono quando un artista ha del potenziale, che non vuol dire che cresca, ma ha del potenziale. Ci sono tantissimi esperti che si focalizzano su determinati artisti, quindi capiscono magari più in fretta di altri se quell'artista ha potenziale o meno. Non è facile, ma ritorniamo, se una persona compra qualcosa che gli piace, comunque non sbagli mai. Questo è secondo me il valore aggiunto. Mi permetto di intervenire. Questo è un principio che si usa anche in finanza, ma mi aggancio, faccio un parallelismo. La diversificazione è uno degli aspetti principali, quindi qua lancio la volata al mio amico Davide, voglio dire, avere molte opere, questo sicuramente permette di centrare quella giusta. Sì. Adesso è più un tema che attiene la mia attività. Il motivo per cui si diversifica il mercato è proprio per cercare di trovare l'alternativa che può esplodere in positivo, insomma. Certamente può essere una carta vincente. Sì. Allora, anche se noi guardiamo, se io guardo dei collezionisti, quindi degli amici o dei clienti che hanno una collezione importante, molto spesso il collezionista inizia a focalizzarsi, ripeto, su un artista, su un filone. Se uno ragiona su un'ottica di differenziazione, probabilmente dovrebbe invece dire scelgo artisti emergenti, scelgo artisti storici, artisti di media carriera, quindi dovrebbe fare un discorso sicuramente più finanziario. Invece molto spesso tu trovi in collezione degli artisti che magari hanno una riconducibilità, quindi una persona si focalizza su artisti che appunto gli piacciono, o magari di anni recenti, o magari di stesse annate, o magari figurativo, non figurativo, quindi ci sono delle collezioni che sono anche in un'ottica di differenziazione sicuramente, però la maggior parte anche chi si avvicina, ripeto, per investimento, poi inizia a soddisfare i propri gusti, quindi cerca comunque l'artista che possa crescere nel tempo, sicuramente perché alla base a tutti fa piacere, anche se dico molti collezionisti poi non hanno mai venduto un artista, nel senso che dicono si è cresciuto, magari è più una soddisfazione anche personale, ma non si librano dell'opera d'arte perché se la tengono stretta, certo. Inizia ad innamorarti. Sì. Mi sembra comunque di capire che quello che deve muovere l'investimento nel mondo dell'arte non deve essere soltanto, insomma, il desiderio, la voglia sfrenata di avere un ritorno economico, ma
la passione, che poi insomma scaturisce da sé, no? Quando ci si certo. avvicina. Magari un quadro in casa, voglio dire, fa anche piacere averlo, è anche bello da vedere, voglio dire, insomma, è un complemento d'arredo importante, insomma, può piacere anche per questo, non soltanto per l'aspetto economico. Mentre un investimento finanziario difficilmente fa scattare l'amore, questo è un mercato un po' diverso. Ma è il bello dell'arte, secondo me, no? Quindi che può essere un investimento, quindi può dare, questo è un dato di fatto, può dare delle soddisfazioni anche dal punto di vista economico, ma in realtà tu mentre pensi a questo ti stai gustando qualcosa, quindi hai concretamente qualcosa. Sì, anche chi si avvicina anche solo per l'investimento poi o ha un cuore di pietra o è difficile che iniziando a conoscere gli artisti, iniziando ad avere le opere in casa, iniziando magari anche a frequentare delle persone che conoscono l'arte e ti portano all'interno di questo mondo, non inizi ad affezionarti e quindi non approfondisci a livello culturale proprio l'arte. Quindi secondo me la parte investimento è o una scintilla che fa scatenare il primo approccio con l'arte, quindi questo succede, o una conseguenza di coltivare questa passione, questo sì. E quindi in questo momento, andando nel concreto, che cosa è un buon investimento nell'arte? Allora, che cosa scegliere, che cosa magari in questo momento non è tanto azzeccato? Allora, diciamo che qua ci vorrebbe più la sfera magica che una cultura. Stessa cosa per gli investimenti economici. Allora, non è il mio campo sicuramente, però se io dico oggi gli artisti sul quali io investirei, dico sono quelli che sono dentro la nostra galleria. Perché? Perché una galleria, e spesso anche i galleristi stessi, sono i primi collezionisti. Quando trovi degli artisti che secondo te hanno un potenziale, perché sono identificabili, perché stanno piacendo, perché fanno cose che sono attuali, per mille motivi, la galleria inizia a rappresentarli. Quindi tu a ogni galleria a cui si fa la domanda in che artisti credi, la risposta è nei miei, perché sono quelli non potrebbe essere altrimenti, sì. certo. Poi indirizziamo tantissimi clienti anche in altre gallerie, perché ripeto, la galleria è uno strumento anche per l'artista per farsi conoscere, quindi il cliente non è della galleria, il cliente è dell'artista e segue l'artista. Dipende da una persona, e qua credo che ci sia un parallelismo con la parte di investimenti non in arte, dipende dalla persona quanto propensa al rischio. Probabilmente uno più propenso al rischio prenderebbe degli artisti emergenti che hanno un valore molto basso, possono esplodere quindi con margini importanti, però devo identificare quello giusto tra mille, mentre se vado su artisti e non voglio rischiare più di tanto, allora cerco magari degli artisti che sono già riconosciuti dal mercato, che però hanno un potenziale di crescita percentuale sicuramente inferiore rispetto a un artista Infatti emergente. le stavo per chiedere proprio questo: è meglio in questo momento, insomma, senza avere, come abbiamo detto, la sfera di cristallo, vanno per la maggiore gli artisti emergenti perché magari hanno più potenzialità di crescita, o artisti già posizionati, già ben valutati, insomma, che hanno già insomma una storicità? Guarda, allora non c'è una regola, nel senso che è ovvio che a livello di volume d'affari sicuramente gli acquisti sono più per opere di artisti già storicizzati, ma perché un'opera vale 1000 contro l'artista emergente che magari vale 1, quindi probabilmente in quantità sono più gli artisti emergenti, in volume probabilmente sono invece più gli artisti quelli storicizzati. Ripeto, non c'è una formula magica, è chiaro che troviamo l'Italia non è un mercato esattamente di riferimento per il mondo dell'arte a livello di acquisti e di grandi numeri. Se guardiamo soprattutto America, ci sono degli artisti che veramente sono cresciuti tantissimo dall'emergente, però ripeto è un rischio più alto perché hai tanti artisti e quindi devi identificare quello giusto. Non c'è una regola di più o di meno, anche qui trovi collezionisti che sono hanno più il piacere dell'artista emergente o dell'artista comunque vivente, perché lo conoscono, entrano in confidenza, puoi visitare gli atelier degli artisti, entri nel loro mondo, riesci anche ad esprimerti lui direttamente che cosa voleva inserire nella tela o nella scultura, e quindi ti avvicini più a quel mondo. Come trovi invece persone che cercano più gli storicizzati. Sì. Ecco, anche nelle puntate insomma, che abbiamo fatto in precedenza con lei, Schileo, abbiamo sempre sottolineato quanto la tempestività, no, nel fare un investimento sia fondamentale. Mi chiedo se è la stessa cosa anche in un investimento nell'arte, quindi i tempi, quanto sono importanti? Allora, i tempi, se parliamo di artisti che stanno per esplodere, sicuramente se li compri poco prima
e sei fortunato, bene, però stiamo parlando dell'ago nel pagliaio. Sicuramente l'investimento in arte è un investimento più a lungo termine, infatti tanti dicono sì, le mie opere d'arte sono cresciute, ma magari è una collezione che hanno da 10 anni in casa. Ripeto, parto da l'ho comprata per gustarmela, per averne il piacere, ed è anche cresciuta nel tempo. Si trovano casi di artisti che sono esplosi probabilmente grazie al mercato delle aste, però sono più rari. È un investimento a lungo termine se parliamo di investimenti per l'arte. Sì. Volevo citare la battuta di un nostro amico gallerista, di cui non faccio nomi, ma che ha vissuto nel lusso grazie alle opere che ha venduto, ma si è arricchito con quelle che ha tenuto, proprio perché nel lungo termine, insomma, rappresentano davvero un valore importante. Però, come dicevamo, negli investimenti o comunque nella stipula di un mutuo, insomma nell'acquisto di azioni, obbligazioni, insomma poi temi, insomma, li tratteremo anche nel corso di queste puntate che realizzeremo insieme, la tempestività e le tempistiche sono fondamentali. Nel mio mercato questo è un aspetto particolarmente importante. Dipende con quale logica si mette in piedi un investimento. Se è di lungo termine, il momentum d'ingresso può avere un'incidenza alla fine. Se invece si va su un aspetto più speculativo di breve termine, la tempestività è fondamentale nel fare affari migliori. Io tendenzialmente cerco sempre di esporre i clienti al minor rischio possibile, e quindi diciamo che la tempestività incide relativamente, però sicuramente fa la differenza. C'è un momento per comprare e un momento per vendere. Poi, quando comprare e quando vendere, voglio dire, il consulente finanziario sta lì proprio per cercare di suggerire ai clienti nel centrare meglio le zone di mercato, quelle più profittevoli per l'ingresso e quelle più profittevoli per l'uscita. È esattamente questo il lavoro. Non è solo questo, è strutturare un portafogli e poi andarlo a gestire. Questa parte è la gestione. La tempestività spesso e volentieri ha portato buoni risultati. Diciamo che, come sempre, non avere cura delle proprie cose non è salutare. In finanza men che meno, ci vuole un po' di attenzione. Avere un professionista che segue i portafogli, se poi li segue, perché molti professionisti dicono che lo fanno, poi però i clienti si sentono abbandonati. Avere un professionista che segue davvero i portafogli fa una differenza sostanziale nel portare alla fine un rendimento vero. Certo, stesso ruolo è quello comunque nell'ambito dell'arte, nel settore dell'arte. Sì, sicuramente anche nell'arte è fondamentale. Ma qui anche non solo per l'investimento, perché comunque anche per mantenere un valore, perché quando una persona compra 5-10 mila euro di opere d'arte lo può fare per piacere e dice: come mi compro il divano, banalizzo, ho comprato qualcosa di bello da tenere a casa. Quando le cifre sono superiori, magari anche chi non lo fa per investimento ma lo fa con la passione, comunque cerca ovviamente di tutelare la cifra che ha speso, questo è chiaro. Ci sono, secondo me, qui è quasi obbligatorio, ci sono tantissimi collezionisti che comprano un po' a cuore, un po' a sentimento, soprattutto nella fase iniziale, e poi quando maturano, quindi quando iniziano a capire le dinamiche del mondo dell'arte, iniziano ad approfondirle, magari si pentono delle scelte fatte inizialmente, no? Quindi o perché magari non avevano ancora maturato il proprio gusto o perché hanno comprato puramente a stimolo. Io credo che la base debba sempre essere il piacere di, tra tutti gli artisti che ti piacciono, sicuramente fatti indirizzare sugli artisti che hanno più potenziale, quindi che vuol dire che piacciono a te ma sono anche riconosciuti dal mercato e dalle persone di settore, quindi diciamo anche questo, anche noi come galleria lo facciamo spesso e fa parte del rapporto con il cliente. Ci sono gallerie mercanti, passatemi questo termine, che cercano la vendita dei propri artisti e tutto il resto del mondo non sono artisti che valgono. Fuori, certo. Invece secondo me, e questo è più un approccio abbastanza moderno che stanno facendo le gallerie, la galleria comunque si sta posizionando per fare consulenza al cliente, quindi per dire va bene, vai pure a comprare opere da altre gallerie, ovviamente, perché anche un cliente non può andare da una galleria singola e continuare il suo percorso, sarebbe sbagliato, però nel momento che lo fai capiamo quali sono gli artisti che hanno effettivamente potenziale o meno, sempre rispettando i tuoi gusti. Quindi ci sono gallerie, ci sono persone addirittura che hanno advisor, che secondo me è la figura simile al consulente finanziario, quindi delle persone, parliamo più per collezioni importanti, che sono stipendiate mensilmente e hanno il compito di
rendere sicuri gli acquisti del cliente, quindi selezionare, valutare, anche andare a contrattare il prezzo, perché comunque certo. anche, diciamo, forse a differenza degli investimenti, non lo so, monetari, c'è anche un termine di a quanto sto comprando l'opera d'arte, quindi se già la compro bene è già un valore aggiunto rispetto poi alla crescita di mercato. Appunto, proprio questo è anche questo il tema. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, poi torniamo nuovamente per capire anche che portafoglio serve per fare questo tipo di investimenti. A tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, torniamo a parlare di investimenti nel mercato dell'arte insieme a Mauro Schileo, consulente patrimoniale, e a Davide Vanin, imprenditore. Ci siamo lasciati poco fa, prima della pubblicità, con un interrogativo. Quanto costa investire nell'arte e che portafoglio serve? Possiamo a grandi linee dare una definizione? Sì, l'arte secondo me ha questo falso mito dell'essere sempre un mercato elitario. Quindi, poco accessibile, sì, diciamo così, a tutti. Sì, poco accessibile a tutti e per una nicchia di persone. In realtà per comprare opere d'arte veramente puoi spendere anche 1.000 euro, quindi non parliamo di cifre inaccessibili. È chiaro che, ritorniamo al discorso iniziale, quando parliamo di investimento, se uno inizia con un quadro da 1.000 euro è come trovare un ago in un pagliaio, come comprare, non so, un'azione, Mauro, di una società appena partita conosciuta, e dici investiamo in questa startup. Quindi diciamo, se torniamo al concetto iniziale che una persona prima si innamora dell'arte e la conseguenza è l'aumento di prezzo delle opere, eccetera, quando uno si avvicina all'arte può spendere, ripeto, 1.000, 2.000, 3.000 euro, cioè, non hai dei limiti di prezzo. Non è che inizialmente magari anche io pensavo, la prima volta sono andato in una galleria, chissà quanto costa, devo spendere 100.000 euro, 200.000 euro. Ovvio, ci sono artisti da milioni, per iniziare però e per avvicinarsi bastano poche migliaia di euro sicuramente. Quindi insomma, diciamo anche relativamente accessibile. Sì. Il tema della successione, sì, che insomma ne abbiamo parlato spesso, ed è un tema caldo, quello delle successioni ereditarie, è trasversale anche al tema dell'arte, sì, perché spesso le persone si ritrovano una collezione d'arte che magari gli è stata tramandata da un genitore, da un nonno, e magari spesso non sa cosa farne. Che indicazione, sì, possiamo dare e come viene affrontato questo tema? Allora, quella delle successioni è un tema divertente dal punto di vista dell'arte, perché in realtà ci sono dei casi in cui viene ereditata una collezione e la persona che la prende in eredità conosce benissimo l'arte, quindi aveva il familiare che collezionava, anche lui è un collezionista ed eredita la collezione. Spesso però la collezione viene venduta perché? Perché non riflette i gusti del secondo collezionista, del collezionista, diciamo, vivente in questo caso. Quindi spesso succede che in termini di successioni, soprattutto per grandi collezionisti, venga poi venduta spesso tramite asta o tramite gallerie la collezione di famiglia o appunto derivante dalla successione. Questo vale sia per il collezionista che non ha gli stessi gusti, perché invece succede che magari il figlio ha gli stessi gusti del padre, quindi la collezione del padre va a integrare la propria collezione, mentre ci sono casi insomma, pubblici di collezioni importantissime battute all'asta e spesso anche chi aveva la collezione, quindi la persona che, il collezionista, la persona che collezionava, dà ancora più valore alle opere. Quindi ci sono delle collezioni di persone importanti che, essendo persone famose, hanno attirato un pubblico importante a livello di quantità e quindi hanno fatto numeri veramente da record, soprattutto alle aste. Sì. Schileo, spesso le successioni ereditarie invece non sono così divertenti, no? Può capitare qualche insomma, intoppo, proprio perché bisognerebbe, come diceva anche lei poco fa, preoccuparsene un po' prima, insomma, quando si è nelle possibilità di farlo. In generale non lo sono mai le successioni. Sì, anche nell'arte, sì, anche nell'arte. C'è qualche pecca, diciamo anche che, in quello. Sì, diciamo che si parla di numeri, si parla di valori, si parla di beni, ma è una conseguenza. Quando parlo di successioni, il tema principale, per quel che mi riguarda, sono le relazioni. È un tema molto molto più familiare, inteso proprio famiglia,
di quello che si pensa, perché fondamentalmente il concetto chiave è a chi voglio che vada il mio patrimonio, a chi non voglio che vada, in quale misura è giusto lasciare il mio patrimonio ai miei eredi, perché magari, faccio un esempio molto, molto semplice, ho 3 figli, uno che vive e lavora nella mia azienda, nella casa a fianco, un altro che si è trasferito lontano e un altro che si è trasferito all'estero. È giusto lasciare la stessa quantità di beni, denaro, immobili, eccetera, a tutti e 3 gli eredi in parti uguali? Non lo so, valuterà il genitore come, che cosa, eccetera. In questi casi quindi il denaro, il valore immobiliare, le quote aziendali, eccetera, è l'ultimo punto che si guarda, perché prima di tutto è un tema di relazioni. E questo è il motivo anche per cui le successioni si complicano, per il semplice motivo che a volte si litiga per valori minimi, ma per principi morali, diciamo, o di sapori che insomma erano sepolti da 20 anni, 30 anni, 50 anni e emergono in quel momento lì in cui si devono prendere decisioni. Decidere a monte cosa deve succedere e come deve succedere in modo che sia inattaccabile come primo aspetto, al di là di preservare il valore familiare e di magari salvaguardare anche qualche risparmio che non vada nelle tasche dello Stato e che rimanga in tasca alle famiglie, soprattutto preserva dalle liti, perché nel momento in cui ho dato un setting, cioè una direzione chiara e precisa al mio patrimonio che seguirà, avrà una successione appunto, gli eredi non possono litigare tra loro e questo già risolve moltissimi dei problemi, perché fondamentalmente non litigheranno. Dopodiché c'è tutto un aspetto molto tecnico di percentuali, numeri che magari tratteremo in aspetti futuri. L'arte in questo a volte capita per le collezioni, prendo ad esempio una successione che ho seguito dove gli eredi non sapevano nemmeno quanto valesse la collezione in questione, ma litigavano perché la voglio io, pur non sapendo quale fosse il valore. C'è un tema, faccio un parallelismo su questo, sull'arte, che spesso le collezioni, siccome il collezionista conosce i propri artisti, conosce le proprie opere, conosce quello che ha fatto nel suo percorso di collezionismo, non cataloga le collezioni nella maniera corretta, quindi magari mancano autentiche, mancano documenti, mancano valori, mancano tantissime cose e questo porta alla non conoscenza del valore dell'intera collezione o a un lavoro fatto a posteriore dagli esperti che risulta però molto complicato. Quindi il tema catalogazione delle collezioni per la successione, ecco, questo invece è un argomento molto delicato. Perché si fa fatica poi a insomma, fare il percorso inverso e risalire un po' da dove proviene. Ci sono tantissime opere che ovviamente soprattutto artisti importanti, artisti storici, hanno delle perizie, quindi vengono periziate, vengono catalogate, le opere se sono all'interno dei cataloghi ufficiali, diciamo vengono riconosciute come originali, se dei documenti riesci a risalire all'anno, le tante opere non sono firmate, quindi non sai nemmeno di che artista sono. Fare questo lavoro successivamente è molto più complicato rispetto a farlo in fase di acquisto dell'opera, quindi è molto importante la parte di catalogazione, molto molto importante. Il ruolo del consulente patrimoniale nel tema delle successioni è quando poi insomma, capita che spesso insomma, si arrivi a non trovare la quadra, è anche un po' quello di mediare, di riuscire a appunto far combaciare tutto e gli interessi di tutti. Sì, diciamo che la mia è una figura non soltanto tecnica ma anche umana, uso il termine commerciale anche se qua di commerciale c'è gran poco. Diciamo che spesso e volentieri sì, la mediazione è uno degli aspetti fondamentali, conoscere le famiglie, io seguo patrimoni familiari, insomma sono 16 anni che faccio questo lavoro, ho visto famiglie da 16 anni che le incontro, insomma non dico quotidianamente ma con una certa cadenza. Sei di famiglia, conosci i rapporti, conosci le persone, sai come ragionano e questo aiuta molto anche nel districarsi e risolvere le problematiche che insorgono o magari fare un po' da giudice super partes, uso questo termine, per aiutare a distendere un pochettino i rapporti. Senza contare che magari se i clienti mi hanno dato un po' di fiducia nel tempo, forse non si arriva nemmeno a litigare proprio perché le abbiamo settate in anticipo le cose. Quindi sì, assolutamente un supporto di un ente esterno serve, anche perché spesso i parenti litigano tra loro perché c'è una carica relazionale tra le parti, ma col consulente non c'è questa carica relazionale, quindi incaricare un mediatore, un esterno, qualcuno con cui non ho un coinvolgimento emotivo per discutere la situazione, a volte è opportuno.
alle volte basta parlarsi, alle volte parlarsi è esattamente il problema, quindi identificare qual è il limite e come risolverlo con un professionista a fianco. Mi è capitato di suggerire ai clienti: permettimi di parlare con la tua controparte, oppure vai tu a parlarci che magari risolverai il problema facilmente. Questo ha disteso particolarmente i rapporti, insomma. Capita anche a voi un po' queste situazioni? No, devo dire che personalmente almeno no, non mi è toccato. Sicuramente i rapporti personali sì, sono importanti, a volte conosci molto bene il tuo cliente e quindi si crea un'empatia, anche perché vai a conoscere gli artisti, quindi vai a creare sicuramente un rapporto di fiducia e di amicizia, questo sì. Fare una parte, diciamo, commerciale o di mediazione molto meno, no, non è il nostro, no. Poco fa lei ha citato il mondo delle aste. Come approcciarsi a questo mondo che, insomma, a volte attira, però dall'altra parte fa anche un po' paura, no? Allora, secondo me il mondo delle aste è quello che sta cambiando un po' il mercato del mondo dell'arte, in maniera positiva o negativa, però sicuramente sta dando trasparenza, nel senso che tutte le vendite private non sono ovviamente non sono dati pubblici, quindi non sai una galleria a quanto ha venduto un'opera, non conosci il prezzo dell'artista venduto a un collezionista rispetto a un altro, mentre le aste sono pubbliche, quindi comunque stanno iniziando a essere un riferimento per il mercato, perché se una galleria vende a 10 un artista, ma poi quello stesso artista va all'asta e all'asta fa 35, probabilmente quell'artista ha un valore più alto perché il mercato lo assorbe a un valore più alto. Quindi sicuramente le aste sono sempre più un riferimento. Quello di bello che stanno facendo è che danno trasparenza in un mercato che oggi è definito poco limpido, quindi sicuramente è un riferimento, è un dato oggettivo perlomeno. Poi ci sono tantissime dinamiche che, ecco, per loro, per le aste, secondo me l'arte è un bel investimento, perché alla fine l'opera non la comprano, non la vendono e prendono una percentuale sulla vendita, quindi sicuramente per loro va molto bene. Però è sempre più diffusa un acquisto alle aste, perché dà comunque una garanzia, questo sì, nel senso, dici compro un'opera pubblicamente con un prezzo pubblico all'asta, mi sento più rassicurato di quello che sto facendo. Viceversa, per chi vende, se un'opera va invenduta all'asta, sicuramente per la propria opera è un danno, perché ho detto al mondo che la mia opera non ha appeal, quindi si è deprezzata. Quindi è un'arma a doppio taglio. Comunque le aste hanno delle provvigioni importanti, quindi anche dal prezzo di martello chi compra sa che sta pagando delle provvigioni in più, però iniziano a essere una parte limpida almeno di questo mercato, sì. Una domanda per entrambi. Negli ultimi anni gli investimenti proprio nel campo dell'arte sono aumentati moltissimo, c'è stato un po' un boom. Come mai? Come la si può spiegare? Sulla parte finanziaria lascio più magari l'esperto che parli del motivo generale. Sicuramente, parlo per la parte arte, c'è un interesse a inserire nel proprio portafoglio anche opere d'arte. Penso che sia appunto quello che dicevo prima, quindi un fattore legato al posso godermi di qualcosa che mi piace, in più potenzialmente cresce anche di valore, no? Quindi come l'arte, stesso quando vedo fondi di macchine d'epoca, vedo fondi di orologi, quindi c'è un tema sicuramente di differenziazione. Credo che appunto una delle leve è che l'arte, oltre che come analisi di mercato, insomma, mediamente fa di buoni risultati, soprattutto se si inizia a comprare con una logica e con dei consulenti, ma anche perché posso godermi fisicamente del bene, quindi sicuramente è un vantaggio. Io mi aggiungo... Per un tema di diversificazione, ma sì, non solo, allora, credo. Il tema di diversificazione sicuramente rende appetibile l'arte, insomma, è giusto quello che dice Davide. Volevo fare un parallelismo con la finanza, nel senso che oro e petrolio sono tecnicamente considerati beni rifugio. L'arte non è un bene rifugio, però in qualche modo, diciamo, gli può assomigliare, ecco, diciamola così, e forse proprio anche per il fatto che la si può godere mentre la si tiene investita in casa, fondamentalmente può essere assimilata a questo bene rifugio. E credo che questo abbia portato anche un po' il boom, l'incertezza dei mercati degli ultimi anni, credo abbia lanciato la volata a questo tipo di investimento alternativo. Bene rifugio perché, insomma, è un prodotto il cui valore non risente dei periodi di difficoltà del mercato
e si mantiene costante nel tempo in questo senso? Sì, l'oro storicamente è un bene contrario, bene rifugio, di fatto si apprezza nei momenti di incertezza dei mercati, quindi a fronte di mercati incerti il valore dell'oro, che rimane comunque base di calcolo, tende ad apprezzarsi, quindi fondamentalmente ci si rifugia nei periodi difficili proprio in investimenti in oro o petrolio, così questi sono i tipici beni rifugio, è per questo che si chiamano beni rifugio appunto. Credo poi che comunque l'approccio sia diverso tra chi investe per la prima volta e chi invece magari è già un investitore nell'arte avviato, no? Allora, sì, sicuramente, ripeto, una persona che si avvicina all'arte per la prima volta non lo faccia per investimento, quindi quello sia il là per approfondire l'investimento. Se una persona soprattutto lo fa da sola deve arrivare veramente dopo una cultura importante del mondo dell'arte. Inizialmente chi, ecco forse al contrario, chi ha intenzione di acquistare delle opere d'arte, secondo me, a prescindere dall'investimento o meno, ma almeno per tutelare l'acquisto fatto, deve appoggiarsi a degli esperti, che siano advisor, che sia la galleria di riferimento, che siano insomma addetti al settore. Chi invece lo fa da molto tempo può probabilmente, anche se non è routine, può probabilmente iniziare a farlo in autonomia, perché dice ho quell'esperienza tale che mi permette di... Beh, ma anche per evitare i falsi. Assolutamente, sì, assolutamente, ma in realtà chi fa da più tempo, è all'interno del mondo dell'arte da più tempo, parlo di collezionisti importanti, molto spesso ha un advisor, quindi pur avendo delle conoscenze molto più alte rispetto a quando sono partiti, perché insomma hanno iniziato a comprare più opere, hanno iniziato a frequentare il mondo delle gallerie, in realtà partono dal presupposto che non so mai abbastanza di questo settore, nessuno sa mai abbastanza di questo settore, ma anche la galleria quando deve valutare delle opere, quando si trova il cliente che gli fa una richiesta per un determinato artista, spesso si appoggia ad altre gallerie o a delle persone che seguono quella tipologia di opere, quindi è un mondo talmente vasto che ha bisogno sicuramente di conoscenza, ma di una conoscenza trasversale. Sì. E quindi chi fosse interessato ad avvicinarsi ad un investimento nel mondo dell'arte, a chi si deve rivolgere e insomma la strategia migliore per muovere i primi passi qual è? Allora, se parliamo di puramente investimento, quindi voglio mettere dei soldi nell'arte, ci sono dei fondi specifici, hai rovinato tutta la parte emozionale di quel mondo, quindi dire lo faccio solo per investimento credo sia un po' come andare da Mauro e dire ho 100.000 euro, mettili su quello che può far crescere di più. Il bello dell'arte, ripeto, è che te la puoi anche gustare, quindi l'investimento arriva in maniera diretta. I primi percorsi che si fanno di avvicinamento all'arte, anche se uno vuole dire bene, voglio oggi investire nell'arte, deve avvicinarsi a una galleria che gli faccia, un advisor o comunque un consulente che gli faccia capire che cos'è il mondo dell'arte, perché vendere l'investimento in arte a priori è completamente sbagliato, quindi non puoi dire compro un'opera perché sono sicuro che l'arte cresce, non tutta l'arte cresce, quindi prima o la si fa in maniera consapevole, quindi ci si avvicina attraverso il mondo delle gallerie, si conosce questo mondo e si inizia anche a comprare, ripeto, consapevolmente, e poi diventa anche un investimento, o lo si fa in maniera fredda attraverso fondi di investimento che ci sono. Non so se si possono nominare riviste, ma anche l'altro ieri c'erano un paio di articoli su fondi di investimento che ti dicono tu vuoi comprare una percentuale di un'opera, mettila al tuo chip e speri che l'opera cresca, con degli esperti che probabilmente tutelano quell'opera, quindi ci sono sicuramente degli strumenti che lo fanno in maniera fredda. Il mio consiglio, però ripeto, vengo anche mosso da una passione mia personale sicuramente e da quello che abbiamo vissuto come galleria, è trattatelo come investimento passionale, quindi avvicinatevi prima al mondo e coglietene quello che c'è di bello nel mondo dell'arte, perché tanto poi molto spesso succede che avendo acquistato consapevolmente, avendo avuto la pazienza e avendo avuto i consulenti giusti, comunque le opere comprate possono avere risultati positivi. Quale sarà secondo voi un po' il trend del futuro? Secondo me, parliamo di investimenti, secondo me almeno quello che vedo, forse qui Mauro ha più il polso, vedo che ci sono tante persone che iniziano che si avvicinano a questo mondo. Sì. Io sono d'accordo, lo vedo come un mercato in espansione, sicuramente. Quindi può avere delle prospettive, insomma, e di fatto siamo qui a parlarne, insomma, rosee potremmo dire. Credo di sì, poi io non sono un esperto di questo settore, ma vedo che di fatto ci sono sempre maggiori interessamenti, quindi sì, e soprattutto anche
l'entry level, cioè la soglia d'ingresso è molto popolare, quindi fondamentalmente oggi anche avere accesso all'informazione, internet, eccetera, agevola l'investitore finale o l'interessato all'arte sul prendere informazioni sulle opere. Ecco, questo credo agevola che sia No, questo agevola, secondo me agevola tantissimo, perché noi eravamo partiti con un concetto di galleria un po' diverso, innovativo, non facciamo pubblicità, quindi non era questo il tema, ma di avvicinamento delle persone all'opera d'arte. Abbiamo aperto un bistrò dove uno veniva per bere qualcosa e in realtà trovava delle opere d'arte con dei prezzi esposti, proprio per dirgli guarda che l'arte non è inaccessibile. Quindi io poi siamo diventati una galleria seria, quindi una galleria standard, diciamo, però continuiamo a voler formare le persone per avvicinare a questo mondo, perché la non trasparenza o comunque la mancanza di informazioni ha fatto sì che su 100 potenziali appassionati si avvicinassero solo 10 coraggiosi, e questo è sicuramente un danno. Oggi l'informazione, non solo per l'arte ma per tutti i settori, è molto più veloce, è molto più rapida, è molto più chiara, e quindi questo secondo me coinvolgerà molte più persone che oggi sono magari curiose ma non hanno il là di avvicinarsi a questo mondo. Certo. Sì. Pochissimi, davvero minuti ancora a nostra disposizione, li vorrei dedicare a due domande, una per lei Vanin e una per lei Schileo, che sono arrivate attraverso i social. Comincio da lei Vanin. Momento di tensione. Però è molto interessante perché evidentemente abbiamo suscitato dell'interesse. Ci scrive una persona che dice di aver trovato in soffitta un'opera d'arte di cui non sa la provenienza, non c'è la firma, presumo, e quindi vorrebbe capire come poterla far stimare, quindi insomma come capire se alla signora se può avere un futuro e un valore. Sì. Come si fa? Allora, dipende ovviamente da 1000 fattori, dall'anno, probabilmente se l'ha trovata in soffitta non è un'opera recente. È lì da tempo, insomma. Esatto, può essere un'opera che è lì da tempo. Nell'arte ci sono, sicuramente quello di venire in galleria è il primo approccio, quindi viene in galleria se possibile con l'opera, altrimenti con delle foto, con della documentazione dell'opera. Si cerca di capire se esiste della documentazione, quindi torniamo al concetto della catalogazione delle collezioni d'arte. Se invece c'è solo l'opera senza nessun documento, è la galleria in genere che coinvolge le persone specifiche magari per quell'artista, che conoscono quell'artista, per periziare l'opera d'arte. Ci sono addirittura non solo per categoria, per anno, ma per singolo artista nel mondo ci sono 1, 2, a volte anche 3 esperti che certificano, o la fondazione dell'artista, che certificano che quell'opera è un originale, cercano di trovare l'anno, cercano di reperire tutte le informazioni relative a quell'opera d'arte. Quindi il primo approccio sicuramente, se sa chi è l'artista, verificare che ci sia una fondazione, quindi portarlo alla fondazione per farlo catalogare o per farlo periziare, o in modo da vedere se è già stato catalogato. Se invece non ha nessun tipo di informazione, sicuramente la galleria è il posto giusto per iniziare questo percorso. Certo, poi per lei Schileo ci chiedono, sicuramente, insomma siamo in chiusura ma è un tema che riaffronteremo anche insomma, nelle prossime puntate, ci chiedono insomma se riesce a darci qualche informazione in più, che cosa ne pensa sul tema dell'inflazione. L'inflazione è un tema grande, complesso, io lo riassumo. Faccio un'estrema sintesi. Ad oggi usciamo da un periodo di inflazione altissima, oggi ormai scesa quasi ai minimi termini. In Italia abbiamo un'inflazione che ormai è quasi azzerata, anche se nell'Eurozona ancora stenta a scendere, soprattutto in Germania fa fatica a scendere. Di fatto l'inflazione oggi è uno spettro scampato, anche se si comincia a parlare di un taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, che fondamentalmente potrebbe riportare un po' di inflazione. Vorrei capire a quale tema devo agganciare il concetto di inflazione, perché fine a se stesso questi sono gli elementi. Poi di fatto secondo me oggi l'inflazione è assolutamente un fenomeno sotto controllo in Europa. Potrebbe rialzarsi, ma il concetto è che gli investimenti in questo momento ne hanno beneficiato alcuni, altri no. Adesso è un momento in cui non fa più così paura, ecco.
Questo in estrema sintesi, lo Sì. approfondiremo certamente nelle prossime puntate. Grazie a Mauro Schileo, consulente patrimoniale, e all'imprenditore Davide Vanin di essere stato con noi, di essere stati con noi, di averci spiegato insomma questo mondo davvero anche molto interessante, devo dire. Speriamo di avervi dato qualche stimolo. Grazie a voi per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.